Parliamo ora degli eventi correlati all'anniversario del gemellaggio tra Segusino e Saint-Jory. Ne parliamo assieme al sindaco di Segusino, Gloria Paolon. Gloria, che cosa succederà l'8 luglio? Sì, quest'anno è l'anno appunto di Saint-Jory, di questa importante ricorrenza da festeggiare con i nostri amici francesi. Abbiamo individuato il giorno 8 luglio come giornata per le celebrazioni, chiaramente le delegazioni francesi resteranno qui più a lungo, però ecco sabato 8 luglio sarà la giornata dedicata a tutti gli eventi. Cominceremo verso le 5, quindi tardo pomeriggio, con un momento istituzionale, il saluto dei vari ospiti. Stiamo attendendo conferma anche della presenza della console onoraria francese a Venezia, e poi avremo il sindaco di Saint-Jory. E poi c'è la ciliegina sulla torta, che è la presenza di questo famosissimo direi, cantautore francese, Francis Cabrel, che come si può capire dal cognome, ecco, ha origini proprio di Segusino. Infatti il nonno è partito da Segusino esattamente 100 anni fa per cercare fortuna, come sempre accadeva purtroppo all'epoca, quindi prima in Friuli, poi in Francia. E Francis non è mai stato qui, l'abbiamo contattato attraverso i parenti, i cugini che è ancora qui a Segusino, così lanciandogli questa proposta che ha accolto veramente con molto entusiasmo, e quindi sarà qui con noi, ci omaggerà un concerto quella sera e poi trascorreremo insomma dei bei momenti con lui. Dove si terrà questo concerto e a che ora? Allora, tutti gli eventi sono programmati per avere luogo qui in Corte Finadri, quella che vedete alle nostre spalle. Chiaramente se il tempo ce lo permetterà, altrimenti la parte istituzionale si svolgerà in Sala Zancaner, la nostra sala in Piazza Luciani, mentre il concerto, per il quale prevediamo un notevole afflusso di persone, lo terremo in caso di pioggia nella palestra degli impianti sportivi in via Cipilo. Du Moyen Âge, nous descendons de vous. Geoffrey Rudel, Guillaume, Bernard de Ventadour, Peyre, Bertrand de Borne, 100 autres troubadours. On veille à l'héritage. L'anno scorso abbiamo celebrato il 40° anniversario del gemellaggio con Cipilo, e quest'anno invece appunto celebriamo il gemellaggio con Saint-Jory. Quali sono le differenze tra questi due gemellaggi? Sì, allora il gemellaggio con Cipilo si può definire un gemellaggio di sangue, nel senso che sappiamo un po' tutti la storia, lì è presente una comunità segusinese, mentre nel gemellaggio con Saint-Jory è stato appunto realizzato 25 anni fa dall'allora sindaco, prima Antonio Stramare, poi Guido Lio, come un gemellaggio d'amicizia, uno di quelli che appunto all'epoca l'Unione Europea promuoveva tra comuni di paesi diversi, proprio per promuovere uno spirito di comunità europea. È comunque cosa nota che nell'area, anche nei comuni limitrofi, anche lì comunque ci sia una grossa presenza di italiani, di veneti e anche di segusinesi. E quindi diamo l'appuntamento a tutti per il sabato 8 luglio, e dalle 17 ci sarà il momento istituzionale, dalle 17 in poi avremo tutta la cerimonia e le celebrazioni. Anche il paese sarà coinvolto, giusto? Sì, il nostro intento, la nostra volontà è sempre quella di coinvolgere più possibile ovviamente la popolazione e il centro del paese e farlo vivere. Riproporremo un concetto come quello dell'anno scorso, quindi coinvolgendo tutte le attività, gli esercizi commerciali del centro e cercando di coinvolgerli appunto nel proporre delle specialità, questa volta francesi. Ci sarà della musica anche di contorno, delle esibizioni, insomma solita formula alla Segusino che funziona. Ringraziamo il sindaco Gloria Paolon per essere stato con noi e averci illustrato le celebrazioni, e vi diamo quindi appuntamento a sabato 8 luglio a Segusino.